Benvenuti, oggi è sabato 11 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 17. La luna si leva alle 14:19 e cala alle 5:06. Oggi si celebra Sant'Igino Papa. Il nome Igino ha origini greche e significa prospero, sano. Oggi 11 gennaio si celebra la giornata mondiale del grazie. Si tratta di un'occasione per ricordarci di coltivare il valore della gratitudine ed esprimerla anche al di fuori delle giornate speciali. Ringraziare infatti influisce sull'umore. Il grazie dona gioia a chi lo pronuncia e a chi lo riceve. Una giornata per far sì che anche i bambini crescano in maniera riconoscente, lontani dall'arroganza e dalla prepotenza. Auguri a Mary J. Ha anche pubblicato diversi libri. A 11 anni il paziente diabetico Leonard Thompson fu protagonista di un nuovo corso della medicina. L'11 gennaio del 1922 viene testata per la prima volta su di lui l'insulina. I due ricercatori canadesi, Banting e Best, vinsero il Nobel per la medicina nel 1923. Secondo le stime, in Italia soffrono di diabete oltre 3 milioni di persone. Ma sapete come si forma la ruggine sui metalli? I metalli costituiscono più di 3/4 degli elementi presenti in natura sulla Terra e manifestano un'enorme varietà di aspetti e comportamenti. Alcune proprietà fondamentali sono comuni a quasi tutti, tra cui la forte reattività, quindi reagiscono facilmente a contatto con altri elementi. Per esempio, il ferro, a contatto con l'ossigeno dell'aria o dell'acqua, crea ossido di ferro, chiamato comunemente ruggine. Buongiorno ai 12, buon sabato e buon weekend con una luna congiunta Giove che auguro a tutti un felice fine settimana all'insegna dell'allegria e di qualche piccola novità. Ariete, la congiunzione amica di Luna e Giove vi aiuta sicuramente, mentre Venere dal canto suo vi sta facendo valutare che state costruendo bene in amore, quindi oggi è giornata di relax, siete felici. Toro, avete forse qualcosa da festeggiare, visto che gli astri sono stati così generosi e felici nell'ascoltarvi proprio perché avete maturato delle certezze che tra poco diventeranno delle solide realtà. Continuate per questa strada e cercate di mantenere sempre la calma.
Gemelli, la giornata oggi per voi è quanto mai fortunata, visto che la congiunzione Luna-Giove attiva per un attimo il vostro Giove un po' spento. Venere però deve fare valere le sue ragioni assieme a Saturno, probabilmente con il partner forse dovrete discutere di qualcosa, ovvero del fatto che il partner ha delle aspettative nei vostri confronti che a volte tra il serio e il faceto disattendete. Cancro, la giornata oggi prevede la congiunzione della vostra Luna Giove, giornata quindi quanto mai fortunata, sembrate gongolare in questo periodo. Di contro anche Nettuno sembra essere più morbido nei vostri confronti e con meno conflitti nella mente e nel cuore. Terrete a bada quel Marte a cui si somma l'opposizione del Sole, quindi seppure state bene avete un progetto davanti, per adesso scalpitate a volte un po' capricciosamente. Leone, giornata oggi che vede il vostro Sole fare un po' a botte con Marte, le ragioni del cuore proprio non vi stanno bene e soprattutto oggi avete maturato il fatto che non sopportate proprio alcuni collaboratori o alcuni individui. Se qualcosa non vi sta bene a livello lavorativo è il caso di utilizzare il weekend per rifletterci bene e poi esternare i vostri dubbi. Vergine, giornata assolutamente molto protesa nella sistemazione di tutta una serie di scartoffie preparatorie. Oggi sarete un po' più strateghi del solito e deciderete di prepararvi bene per non trovarvi in fallo la prossima settimana in cui entrerete nel vivo di un progetto lavorativo che vi vedrà totalmente coinvolti. Bilancia, giornata oggi molto intensa, la vostra Venere chiede a Luna e a Giove o la realizzazione di qualche desiderio. Saturno però su di lei la rende più razionale e le fa capire quanto l'esigenza emotiva e quella mentale possono essere un divario notevole che spesso mette in crisi i piatti del vostro segno zodiacale. Scorpione, giornata assolutamente molto interessante. Venere vuole tentare e ritagliare qualcosa per voi, e anche Saturno è d'accordo, per cui se parliamo di un amore solido è probabile che si possano gettare le basi con una persona conosciuta alla quale girate attorno da un po'. Sagittario, giornata oggi che prevede la doppia opposizione di Luna e di Giove sui vostri gradi zodiacali. Il cielo oggi sembra ricordarvi di voler correre un po' per sanare o rientrare nei tempi di qualcosa di importante. Cercate quindi di essere molto più veloci e di non avere ripensamenti decisi e assolutamente motivati. Capricorno, giornata oggi molto bella con il sole che dà a Urano un trigono che lo rende capace di tirare fuori la lucidità che c'è in voi, proprio perché il vostro Sole deve contrastare un Marte capriccioso in Cancro. Probabilmente oggi rimarrete graniticamente impermeabili a delle richieste un po' insensate. Acquario, giornata oggi molto intensa. Plutone e Nettuno tentano di fare ragionare un po' Marte, che forse è un po' irrazionale nel chiedervi cose che non possono essere possibili. Seppure avete dei dubbi, procederete senza alcuna remora verso un progetto che vi vedrà più indipendenti e che ha a che fare con qualcosa di elettronico o di tecnico. Pesci, giornata oggi che vede un Nettuno spettacolare nei vostri gradi, che riesce a rabbonire Marte e a collegarsi con la creatività plutoniana. Oggi sarete molto scaltri, furbi e anticiperete chi vuole fare il furbetto con voi. L'11 gennaio del 1693 un fortissimo sisma sconvolse la Sicilia orientale, tra Catania e Siracusa. Passato alla storia come terremoto della Val di Noto, la scossa di magnitudo 7.4 distrusse più di 45 centri abitati, causando 60.000 vittime. È considerato il terremoto più forte fra quelli avvenuti negli ultimi 1000 anni in Italia. Fare la cresta sulla spesa. Questo modo di dire significa approfittare di una situazione per trarne un vantaggio, rubando o truffando qualcuno.
L'origine di questa espressione risale al tempo dei contadini che dovevano raccogliere l'uva per i loro padroni. Alcuni di loro, però, erano furbi e si tenevano una parte dell'uva migliore, mentre portavano al padrone quella più acerba, che serviva per fare un condimento chiamato agresto. Questa pratica veniva chiamata far l'agresto e da qui è nato il modo di dire far la cresta, che oggi usiamo per indicare chi si arricchisce a spese altrui. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è un personaggio letterario che ha attraversato tutte le epoche e tutti i generi, il Don Giovanni. Spadaccino avventuroso, seduttore seriale, sempre desideroso di nuove avventure, il nostro eroe non ha scampo, il suo destino è segnato in ogni versione. Arriva fino al Novecento grazie al romanzo di Vitaliano Brancati, Don Giovanni in Sicilia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Don Giovanni diceva: «L'odio è di gran lunga il più duraturo dei piaceri. Gli uomini amano in fretta, ma odiano con calma». Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Almanacco. Speriamo di avervi fatto compagnia e di avervi divertito anche oggi. Ci ritroviamo domani, sempre alla stessa ora. A domani, mi raccomando. Buona giornata dalla vostra Martina.